Sarebbero almeno 5.000 i cittadini ucraini nel territorio veneziano disponibili a prestare aiuto per affrontare l'emergenza profughi giunti in provincia di Venezia dall'Ucraina. Fino ad ora prevalentemente donne e bambini, ospitati, come detto, da famiglie di connazionali. Fenomeno questo in continua ed esponenziale crescita, così dai dati emersi dalla cabina di regia in prefettura Venezia, pronta a favorire l'accoglienza diffusa. Ai migranti fornito vitto e alloggio, nonché l'avvio del percorso scolastico per i minori. Le ULS, da parte loro, hanno messo a disposizione centri per i tamponi e per i vaccini, anche per fornire il Green Pass, per garantire il primo screening sanitario veloce nei giorni subito dopo l'arrivo. Nel frattempo si raccomanda agli ucraini che intendono andare a prendere i parenti in fuga di avvisare del viaggio preventivamente il sindaco e le forze dell'ordine del comune dove sono residenti, al fine di predisporre l'accoglienza con le aziende sanitarie e il territorio. Nei prossimi giorni, nuovo vertice sempre in prefettura.